piatto gusto delle Olimpiadi. A sinistra trovate le 3 cime di Lavaredo composte da funghi champignon biologici marinati con del rosmarino e impanati fritti. Poi sotto di esso troviamo una fonduta con formaggio della grotta del Calieron e grana e la panna della Pensulica. Poi abbiamo realizzato degli gnocchi con il mascarpone e grana. Si differenziano perché sono uno diverso dall'altro per ricordare i 5 colori dell'Olimpico. No, ma dillo pure tu, perché adesso la giuria ti farà in qualche modo, credo, qualche domanda, no? La domanda principale è chi è che ha avuto l'idea? È un'idea che è nata insieme? Esatto, sì. È nata insieme? È nata insieme. Volevamo fare qualcosa che differenziarci da tutte le altre cose. Volevamo creare qualcosa di unico, inevitabile. Poi non so se ci siamo riusciti, lo decidete voi. Direi che colore, consistenze diverse, ci sono tutti gli elementi giusti per fare un buon piatto. Bravi! Bravi! Bravo. Ovviamente, ripeto e ribadisco, se qualcun altro dei giurati ha la necessità o voglia, desiderio di fare una domanda alla squadra, per quello che avete visto, Sentiamo magari l'Accademia. L'Accademia cosa dice? L'Accademia certifica. Ragazzi. Prendere la parola dopo il maestro Cracco, devo dire che è oltremodo difficile. Allora, io devo dire che sto apprezzando moltissimo l'impiattamento e quindi l'impatto visivo, che devo dire che poi alla fine ovviamente contribuisce alla buona riuscita di un piatto. Io vi devo fare i complimenti per l'idea, che trovo geniale francamente, per i gnocchetti fatti con i colori diversi, e poi ogni colore ha un perché, come si suol dire. Mi è piaciuta molto l'idea anche della fonduta, si scende verso valle, quindi metaforicamente. La consistenza mi piace moltissimo, non ho ovviamente la competenza, non mi permetto. Io vi posso fare assolutamente i complimenti, bravi davvero, grazie mille. Grazie. Allora possiamo ritirare i piatti a questo punto. Ci siamo? Un altro applauso e i ragazzi possono scendere, grazie mille. Bravi. E in bocca al lupo per il vostro futuro. Soprattutto. Bene, Adesso qua le gambe cominciano a diventare morbide. visti da qua non siete male, Dobbiamo chiamare il terzo, ovviamente. Abbiamo anche la musica di sottofondo che richiama un po' di... Perché gli mettiamo ancora un po' di suspense. un po' di suspense. Dai, chiamiamo il terzo. Perciò il terzo classificato è l'Enaip di Longarone. L'Enaip di Longarone al terzo posto. Vedendoli sono una squadra, sono tutti abbracciati. Sono tutti i migliori. Secondo posto? Secondo posto? Non c'è. Il secondo posto è l'Ixar Alperini. Lì sarà e quindi non c'è più suspense per loro, per i vincitori. Il CFP di Valdobbiadene. E dite tu, detti anche il 3+1. 3+1.
musica. We are the champion. Bravi ragazzi. Complimenti. Bravissimo. Fondo di rito e il Presidente consegna l'assegno 2.500 euro per la scuola. Ricordiamo tra l'altro, mentre ci facciamo questa bella foto, che c'è anche un ulteriore premio, perché la squadra vincitrice vince anche 4 biglietti per i mondiali del 2021. Ed è a consegnarvi questi biglietti niente po' di meno che il giurato. Non è male, non è male. Cristian in persona. Bravi. Vi aspettiamo con un piatto per Cristian, perché sennò non vi fa... Anche due. Anche due. Anche quattro. O un abbondante. Ancora un applauso per i primi Bravissimi. classificati. E invitiamo